di rigore in favore della Fiorentina. Vlahovic contro Silvestri, parte il numero 9 della Fiorentina, la rete e il vantaggio della Fiorentina. Intuisce la traiettoria Silvestri, ma non può arrivare sul colpo del numero 9 che spedisce il pallone alle spalle del portiere del Verona, e si va così negli spogliatoi con la Fiorentina clamorosamente avanti. Parte Pulgar, traiettoria a rientrare, il pallone che rimane lì, Cáceres, la seconda rete della Fiorentina, il pallone sulla punizione di Pulgar è rimasto lì all'interno dell'area di rigore, è arrivato per prima Cáceres che ha colpito a mezza altezza, di poco oltre la linea dell'area di rigore, nulla da fare per Silvestri che è rimasto immobile. Raddoppio della Fiorentina con Martin Cáceres. Scusa Marchiesi, intervengo per segnalare la rete del Verona. Salcedo al 29esimo, Verona 1, Fiorentina 2. Saelemaekers col mancino, cambia lato, pesca Çalhanoğlu, attenzione, rete! Stupendo gol di Hakan Çalhanoğlu. Milan 1, Sassuolo 0. Raspadori, c'è pallone per Todian, liberissimo, va a chiuderlo, la conclusione, c'è la direzione, rete di Raspadori, ha pareggiato il Sassuolo. Raspadori, ancora il Sassuolo con Berardi, pallone dentro, Raspadori, diagonale palo, gol! Raspadori, il Sassuolo in vantaggio al 38esimo della ripresa, la doppietta di Giacomo Raspadori. Milan 1, Sassuolo 2. Scusate, chiedo la linea da Marassi per l'esecuzione del calcio di rigore. C'è Nicola Viola sul dischetto, siamo a 4:03 sul cronometro. Ecco il fischio che è arrivato, ma non si muove ancora il giocatore. La rincorsa, il tiro e spiazza completamente Perin. Dunque Genoa 0, Benevento 1. È cambiato il parziale a Marassi al quinto minuto con il gol su rigore di Nicola Viola. Scusa se ti interrompo, Lopez a Marassi. Il gol del pareggio del Genoa è stato siglato all'11esimo da Goran Pandev. Dunque è cambiato il parziale, 11esimo minuto, Genoa 1, Benevento 1. Agudelo, serie di finte, limite dell'area, poi il pallone per Maggiore che controlla il tentativo di sovrapposizione con Marchizza, il tiro, il gol dello Spezia con un Andanovic non impeccabile, Farias che ha lasciato partire un tiro rasoterra in diagonale che ha sorpreso il portiere interista che si è tuffato alla sua sinistra ma non è riuscito a trattenere il pallone. Lo Spezia in vantaggio, Spezia 1, Inter 0. Scusa Udine, interrompo da Marassi al 15esimo, la rete di Lapadula, il nuovo vantaggio del Benevento. È cambiato dunque nuovamente il parziale, Genoa 1, Benevento 2. Scusa Giovanni, ti devo interrompere da Marassi al 21esimo, il pareggio del Genoa ancora con Goran Pandev e dunque Genoa 2, Benevento 2. Il gol del Parma, ti chiedo scusa, Brugman su calcio di punizione, Juventus 0, Parma 1. Vantaggio del Bologna, 25esimo minuto del primo tempo, Musa Barro, Bologna 1, Torino 0. Pallone in profondità, Hakimi, il controllo dello svizzero, il tiro cross e poi Perisic che spinge il pallone in rete. Cross sul secondo palo di Ligt, tocca una sponda, c'è Dybala che cerca la conclusione, la trova, è la rete del pareggio, il pareggio della Juventus. È andato Alexandro, non Dybala, colpito il pallone con il petto, poi la girata immediata di sinistro, 43esimo, la Juventus ha pareggiato, Juventus 1, Parma 1. Ti chiedo scusa Corsini, c'è il raddoppio della Juventus, ancora Alexandro, Juventus 2, Parma 1 e il secondo della ripresa di nuovo a te. E prendiamo la linea proprio mentre passa in vantaggio la Sampdoria. Quagliarella che praticamente sulla linea di porta ha semplicemente appoggiato il pallone in rete. Dunque cambiato il punteggio dopo 7 minuti e mezzo, Crotone 0, Sampdoria 1, gol di Quagliarella. Attenzione la rincorsa di Joao Pedro, il tiro e il gol. Cagliari in vantaggio, è il 10° della ripresa, Udinese 0, Cagliari 1. Attenzione a Mondragola da fuori, grandissimo gol del pareggio del Torino, botta da fuori area sotto l'incrocio dei pali dal basso verso l'alto alla destra di Skorupski, sotto l'incrocio dei pali, e al minuto 13 è cambiato il risultato del Dallara. Bologna 1, Torino 1, magistrale esecuzione di controbalzo dalla distanza di Rolando Mandragora. C'è il 3-1 della Juventus, ti chiedo scusa, con De Ligt, colpo di testa, Juventus 3, Parma 1. La rete dell'Atalanta che passa in vantaggio, Malinowski esattamente al minuto 26 nel corso del primo tempo cambia il parziale allo Stadio Olimpico di Roma, passa in vantaggio l'Atalanta con Malinowski, prova la conclusione con il destro, rete, il pareggio della Roma,
Brian Cristante, esattamente al minuto 30 nel corso del secondo tempo, cambia il parziale allo Stadio Olimpico. Calcio di rigore in favore del Napoli. Insigne contro Reina, fischia l'arbitro, Insigne partirà con il destro, il tiro, la rete, spiazzato Pepe Reina, e al 7° minuto si sblocca la partita del Maradona. Napoli 1, Lazio 0, ha segnato su calcio di rigore con un episodio già da moviola Lorenzo Insigne. Riceve Politano, entra in area di rigore dalla destra, Politano, palla sul sinistro, tiro secco, rete! Raddoppio del Napoli dopo 11 minuti, sinistro di Politano su azione iniziata da Insigne, proseguita da Mertens e finalizzata da Politano con il sinistro, e dunque dopo 11 minuti la partita del Diego Armando Maradona prende una sua piega. Napoli 2, Lazio 0. Napoli pericolosamente, attenzione, Insigne, conclusione, rete! Pallonetto imprendibile per Reina e doppietta di Lorenzo Insigne. Intanto c'è il gol da parte di Mertens per il 4-0. Riduce le distanze la Lazio con Ciro Immobile che segna il gol al 24° minuto, e quindi Napoli 4, Lazio 1. C'è il gol direttamente su calcio di punizione, l'ha messo a segno con il destro a girare Milinkovic Savic, se non ho visto male, è stato suo il tiro a girare, confermo, Milinkovic Savic che segna con il destro. Napoli 4, Lazio 2. Osimhen segna pure lui, 34°, Napoli 5, Lazio 2. Osimhen.